Rieccoci all'appuntamento del martedì con il Sindaco Risponde, la trasmissione che inizia alle 19:30 fino alle 20:25. Vi ricordo che questa sera non è potuto intervenire il Sindaco perché è colpito da Covid, è in via di guarigione, anzi molto probabilmente domani e dopodomani sicuramente ritornerà al lavoro e gli auguriamo davvero una pronta guarigione. Però abbiamo il Vice Sindaco Andrea Michalizzi, che sicuramente per quanto riguarda le opere pubbliche della città ormai credo conosca ogni angolo della città in maniera molto approfondita. Piazzale Boschetti come va a finire? Beh, stia andando bene. Sì, però io sono passato anche oggi, non vedo un po' di erba, nulla, vedo ancora... Perché oggi abbiamo iniziato i lavori di realizzazione della strada, del viale centrale, quindi la stiamo buttando, diciamo, il fondo stradale, quindi stiamo organizzando il viale centrale. Lì, lo dico per tutti, ci sono stati grossi problemi di bonifica. Prima l'amianto. Sì, beh, quello lo sappiamo, quello Mamma sappiamo. Mia, è stato il cantiere più complicato di questi 5 anni. Però ho visto che sono state, che le due palazzine che so che sono state cedute, però inizieranno, faranno i lavori, è stato tolto l'impalcatura che circondava dalla parte della strada lì. Certamente, perché adesso sono andate come proprietà al privato, insomma, che realizzerà, quindi noi abbiamo tolto l'impalcatura che quando le palazzine erano nostre abbiamo utilizzato per coprire. Ma quando potremmo calpestarlo quel tappeto verde lì? Io conto di aprire... Faccio un nodo, Andrea, col sindaco ne ho fatto uno, con lei ne faccio uno dall'altra parte. Quando? Va bene. Allora, il sindaco si arrabbia sempre, mi chiede sempre quando apro, e quando apro la gente me lo chiede, quando apriamo... Vediamo, io credo che tra un mesetto apriamo il viale centrale, quello che adesso stiamo asfaltando, anzi mi ha fatto venire in mente che potremmo fare un aggiornamento anche con la stampa per mostrare a che punto siamo. Possiamo aprire il viale centrale con la parte di argine che dà, quella che si vede adesso sullo schermo, che dà verso il fiume, che sarà organizzata a Prato, e un po' di fronte verso le palazzine, in modo tale intanto da apprezzare il rapporto col fiume e soprattutto il passaggio di collegamento. No, è bello perché io vedo sempre questo rendering, la prima volta che l'ho mostrato la precedente amministrazione ero felicissimo perché ero stanco di vedere quel piazzale lì, e sono passati 7 anni più o meno. E meno male che siamo passati a fare un parco, un giardino. Anni fa, lo dico senza, come dire, polemica rispetto alla posizione, che è stata una questione che ha creato anche molte polemiche in città, quando si voleva fare lì l'auditorium, se pensiamo a cosa poteva succedere scavando lì per realizzare un'infrastruttura come quella, sarebbe stato un cantiere veramente molto difficile. Noi oggi, per fortuna, col parco... Sì, ma mi domando, Michalizzi, se tutto è vero quello che dice, c'è la telefonata, poi glielo chiedo, la domanda è questa: se tutto qui a Padova è difficile, a Roma fanno le metropolitane e lì di scavi di resti di antichi romani ce ne dovrebbero essere a Iosa, però qui a Padova qualsiasi cosa... Ma qui abbiamo trovato non anfore, ma amianto e idrocarburi. Sì. No, ma anche delle volte si trova, in questo caso l'amianto, ma qui a Padova si trovano sempre dei problemi. C'è la telefonata, non c'è più la telefonata, l'abbiamo fatto attendere troppo. Beh, alle volte andiamo via bene, pensiamo a Vianelli per esempio, è stato un cantiere, come dire, complicato, che ha viaggiato spedito, abbiamo trovato l'amianto sulle mattonelle, ma voglio dire non ha creato grandi problemi. Io aspetterei prima di vederlo costruito per essere così. Parlo della demolizione. Cioè, la demolizione è andata bene. Parlo della demolizione. È andata benissimo, poi adesso bisogna costruire, quindi doveva esserci la nuova questura, e quindi anche lì è una bella operazione che state facendo, quindi con uno scambio importante, quindi Padova sta cambiando giorno dopo giorno, insomma. Però lì si annodi anche questa, tra qualche settimana usciamo col bando di progettazione per la nuova questura. E questa è una bella cosa, poi ci vuole tempi, però insomma già uscire proprio fra qualche settimana. Fra qualche settimana usciamo col bando di progettazione, quindi è il bando che ingaggerà lo studio che progetterà l'edificio. La nuova, c'è la telefonata, che non ci salti anche questa? No. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Non sento l'audio in studio, riproviamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, pronto. Adesso la sento, hanno alzato l'audio, il cursore. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? 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 Il cursore è alto.
Sta sentendo, adesso cerco di... Abbassi il televisore e prenda in mano il telefono, signora, così ci sente meglio e la sentiamo meglio. Pronto? C'è un ritardo, però non possiamo stare qui tutta la Andiamo meglio trasmissione. con i messaggi. No, sì, no, delle volte sì. Pronto, riproviamo. Pronto, signora, deve allontanare il televisore, abbassare il televisore e parlare con il telefono, il citofono, il telefonino, quello che sta usando. Ne abbiamo un'altra, mettiamola giù, ne abbiamo un'altra, e così succede purtroppo in diretta anche questo. E ricordo che quando chiamate non ascoltate il televisore perché altrimenti non ci sentite, c'è un ritorno che fa perdere molto tempo e quindi non arriva la nostra comunicazione e quindi non riuscite ad interagire con noi. Se gentilmente state vicino al telefono, alla corrente del telefono o al cellulare, quello con cui chiamate, e comunicate con noi abbassando il televisore, ovviamente guardandoci, ma abbassandolo in modo tale che possiamo comunicare e accogliere le vostre richieste. L'ho interrotto su qualche ragionamento dopo tutta questa promessa della telefonata? No, stavamo parlando della... Ce n'è un'altra, pronto, buonasera, ce n'è un'altra, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Antonietta. Da dove chiama, signora Antonietta? Da Larzella. Prego, signora Antonietta. Andrea mi conosce. Ascolta Andrea, ti avevo già richiesto del parco di Via Zise, che è pieno di cani, e quello non è un parco per cani, abbiamo la cosa, e poi c'è la ciclopedonale che va da Via Zise verso Via da Murano, che ci sono degli alberi immensi e sappiamo benissimo che lì c'è lo smercio di droga che lo vado a nascondere. Non è possibile fare qualcosa, far tagliare quegli alberi in maniera che sia più visibile la cosa? Certo. Allora, ne abbiamo parlato anche altre volte di questa situazione. Secondo me bisogna lavorare, continuare a lavorare per realizzare aree dedicate ai cani. Sono tanti cittadini che hanno animali d'affezione, i cani in modo particolare. Avere vicino casa, nel proprio quartiere, un'area a disposizione per lo sgambamento dei cani è un segno, come dire, di civiltà, importante, e serve anche alle signore come Antonietta, che invece vogliono vivere il parco in modo diverso perché magari ha paura del cane o il cane dà fastidio perché l'area va vissuta così. Quindi dobbiamo incentivare, implementare questo tipo di organizzazione delle nostre aree verdi con sempre più aree a disposizione per i nostri cittadini e per gli animali, per i cani e i nostri amici a quattro zampe. Lì probabilmente invece sulla parte della ciclabile, dove gli alberi nascondono un po', bisogna vedere se basta un lavoro di potatura oppure invece serve anche qualche controllo in più da parte della polizia municipale. Non è male che si vedano le divise in spazi come quello. La ciclabile, quella lì, è bellissima perché è fuori dal circuito stradale e serve 2 scuole, una elementare e una media, e quindi è un percorso sicuro casa-scuola anche per i più piccoli perché sono lontani dalle auto e raggiungono la scuola. Però la sera, in effetti, quando le scuole sono chiuse, l'attività, come dire, scende, può diventare, essendo anche lontano dal circuito automobilistico e quindi dal via vai delle persone, un punto magari un po' più nascosto. Una presenza di qualche divisa in più probabilmente dà l'idea che quello spazio è uno spazio da tenere con attenzione. Telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, salve, sono Federico. Da dove chiama? Padova Centro, Prato alla Valle. Intanto volevo complimentarmi per le risposte che ha dato il nostro vice sindaco, che denota che sta sul pezzo praticamente, perché conosce ormai tutta la città a menadito, e quindi vuol dire che le esperienze passate l'hanno robustito ad ottimo livello. Michalizzi, qualcosa circa il bacino di laminazione mi che è in scusi, corso aspetti, mi guardate. davanti a Brusegana, all'ospedale ai Colli. Fermo, mi segue? Perché oggi è una giornata importante, risparmio dell'acqua eccetera. Mi pare che quella sia una scelta molto azzeccata, perché scolmerà delle acque tutto il quartiere di Brusegana, che sono state esperienze terribili per i residenti, e soprattutto creerà
piogge adiuvanti creerà un bacino di riserva in caso di grosse calamità anche di natura pioggia. Con l'occasione volevo chiederle se per caso è stato sensibilizzato in merito alla possibilità di dotare l'ospedale ai Colli, che veramente, per quanto si cerchi di fare recuperi, è in pessime condizioni come logistica, soprattutto per quanto riguarda il problema dei parcheggi, è un problema di tutta la città, perché lì proprio a ridosso c'è un'area di degrado molto grande della provincia, è proprio concomitante, limitrofa all'ospedale ai Colli, per cui insomma pensiamo non solo ai dipendenti, perché oramai lì si è creato un polo molto forte, ma soprattutto ai pazienti, alla terapia cardiaca, eccetera eccetera. Perfetto. Grazie. Aspetti, mi sente ancora? Sì. Ecco, Michalizzi, dopo tutti i complimenti le offrirò un caffè la prima volta che lo incontro, va bene? Prego. Volentieri. No, era una battuta ovviamente, perché ha fatto i complimenti, che conosce sempre sul pezzo, credo sia un bel complimento. La risposta rapida, perché è un'altra telefonata. Certo. Allora, bisognerà vedere questa situazione dei parcheggi all'ospedale dei Colli, perché in effetti lì l'esigenza c'è. Bisogna anche un po' riformularla, perché ora con le linee di tram anche possiamo pensare, immaginare di disseminare parcheggi scambiatori. Però io, siccome non conosco l'ospedale, vado tutti i mesi, basterebbe parcheggiare nel parcheggio che è di fronte all'ospedale dei Colli, che è abbastanza vuoto al mattino, quindi non è che sia pieno, e chi va all'ospedale potrebbe parcheggiare di là, solo che c'è da attraversare la strada, che è un po' pericolosa, però se va sulle strisce vicino alla rotonda, cioè lì il parcheggio un po' ci sarebbe per andare all'ospedale. È che tutti vogliamo entrare in ospedale. Signor Federico dovrebbe offrire caffè a lei, allora, perché qua dimostra di conoscere meglio quel punto della città, perché in effetti non avevo pensato, ma mi ha fatto venire in mente che in effetti c'è quel tipo di disponibilità. Magari forse significa che va raccordata meglio, segnalata meglio per gli utenti dell'ospedale. Adesso non so, però Michalizzi, mi scusi se quel parcheggio lì è a pagamento, oppure per chi magari può andare all'ospedale gratuito, quindi è da verificare questo, magari tanti non la mettono per questo motivo, e quindi non mi permetto di... Sì. Bacino di laminazione invece, perché il signore ha sollevato una questione importante, tra l'altro oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Ma lì cosa verrà fatto? Spieghi bene. Faccio così, faccio una telefonata così sentiamo, altrimenti mi salta, poi mi risponde su quel bacino. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Hanno chiuso? No, non hanno chiuso, riprovo, sarà quella di prima che non ci sente. Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Pronto? È quella di prima. Pronto, con chi parliamo? Gli avete spiegato che deve mettersi lontano dal televisore e non ascoltarci perché è giusto rispondere? Le avete spiegato tutto. Signora, le hanno spiegato tutto. Se lei sta col telefono vicino ci può rispondere. Con chi parliamo? Pronto? Pronto? Giorgio? Sì, buonasera. Pronto, Giorgio? Buonasera. Sei con me o sei con qualcuno? Sono con lei, ma chi è? Ma chi è? Pronto? Chi è, signora? Non mi sento. Se la richiamiamo gentilmente, perché Giorgio non so, sarà... nel frattempo rispondiamo alla laminazione. Fatemi sapere qualcosa, che avrei piacere far intervenire questa signora, perché ovviamente le sta tentando. Allora, prima di 4 messaggi, il bacino di laminazione. Bacino di laminazione a Brusegana. Allora, siamo nell'intersezione all'uscita, allo svincolo di Corso Australia su Via dei Colli. Lì c'è un'area verde della tangenziale, insomma, diciamo di rispetto alla tangenziale. Lì organizzeremo che cosa? Provo, Michalizzi, non si sia arrabbiato. No, non mi arrabbio. Noi per la signora. È lei il pronto, conduttore. riproviamo. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sto parlando con la Monica, un'amica di Andrea Michalizzi. Prego, faccia la domanda. Non ho capito, però faccia la domanda, se no non veniamo più Monica. fuori. Monica, prego, Monica. Ciao Michi. Ciao, ascoltami. Allora, io volevo fare una domanda. Prego. Ciao Andrea, cosa ne pensate? Io ho lo sfratto. Tra 2 mesi devo uscire da questa casa e non ho trovato casa. Dove abita?
via Viconovese a Camillo. Abbiamo fatto domande alle case del comune e non è possibile di entrare. E quindi cosa chiede al vice sindaco? Se c'è la possibilità si dia un aiuto, perché siamo al freddo, ho la caldaia rotta, non abbiamo acqua calda, vado a lavarmi da amici. Li suggeriscono. E poi? L'affitto lo stiamo ancora pagando. Ecco, casomai se fai intervenire gli atti giudiziari. Se casomai fa intervenire la persona che le sta suggerendo, riusciamo a abbreviare i tempi. Allora praticamente questa signora abita nella zona di Cammin, mi sembra di aver capito Michalizzi, ha avuto lo sfratto, è senza caldaia, al freddo, se il comune le chiede, le può dare una mano, cosa può fare perché il comune le dia una mano? Grazie della telefonata. No, certo, perché poi perdere casa è una situazione drammatica, soprattutto in questo periodo anche di difficoltà. E allora la signora dice che ha già fatto domanda per la casa popolare, adesso non so bene l'esito, la situazione, però qui bisogna immediatamente agganciarsi a un assistente sociale, il settore dei servizi sociali, in modo tale che, analizzata la situazione, possa guidare la persona in base alla situazione, alle caratteristiche della persona o del nucleo familiare, a come dire, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, insomma, per ricevere un aiuto. Per semplificare con questa signora, questa è difficoltà, da quanto ci ha detto non ho dubbi che non lo sia, le dica domani mattina cosa deve fare, deve andare in comune, deve chiedere e che relazionarsi deve con andare. I servizi sociali. Dunque la signora domani mattina si alza, va agli sportelli sociali e spiega la situazione come l'ha spiegato questa sera a Michalizzi, e sicuramente avrà delle risposte, eventualmente chiede di Michalizzi che le darà una mano lui sicuramente. In emergenza abitativa comunque, se uno è senza un tetto e gli buttano fuori una proposta, anche come dire, insomma, non proprio una casa, però la si trova, ecco, quindi questo è per assicurare ovviamente là. Va bene, prima dei messaggi parlavamo sul bacino di laminazione, Michalizzi. Sì, bacino di laminazione, quindi abbiamo detto sulla parte, diciamo, verde, di fronte all'ospedale dei Colli, il raccordo, no, siamo proprio a ridosso di Corso Australia, dopo il treno dell'aeroporto, a ridosso di Corso Australia, quando si prende lo svincolo per via di Colli si vede il cantiere. Che cos'è un bacino di laminazione? Sostanzialmente sul terreno si organizza una buca sempre in materiale, in terra, erba, quindi non è che si organizza adesso alcuni metri, pochi metri, però si crea un bacino che possa contenere tot litri d'acqua. Una vasca, immaginiamo, molto grande e contenitiva. A cosa serve questa? In occasione di acquazzoni, adesso non ho il dato esatto, non me lo ricordo di quanto contiene quella vasca, ma qual è? Contiene 100 litri, semplifichiamo, contiene 100 litri. No? Qual è la funzione di questa vasca? Esatto. In occasione di grandi temporali, quelli estivi per esempio, che le cosiddette bombe d'acqua, il sistema perché va in difficoltà? Perché improvvisamente arriva tantissima acqua e quindi il sistema non riesce a far defluire, no? Come quando apriamo il rubinetto in modo e quindi che si alza l'acqua. Esatto. E queste vasche di laminazione servono a prendere dell'acqua, quella in eccesso, a tenerla in queste vasche molto grandi e quindi danno, come dire, un margine di tempo alle condotte, alle tubature, ai tombini per poter far defluire. Ma la domanda che le faccio, ho capito, certo. Quell'acqua che arriva è quella che dovrebbe andare nei tombini? Sì, è l'acqua che piove e che si riversa sulle nostre strade, che quindi... Però le faccio una domanda, a Brusegana in questo caso, no? Dall'inizio di Brusegana, che saranno un paio di chilometri, come fa l'acqua dove di solito lì davvero le bombe d'acqua riempivano la strada, praticamente facciamo il conto vicino a via Sette Martiri, andando un po' più giù su quella zona lì, si riempivano d'acqua, c'era molta acqua. Come fa quell'acqua lì ad andare in quel bacino lì? Non riesco a capire questo passaggio. Allora, è un sistema canalizzato, quindi raccoglie anche dalle zone limitrofe.
però comunque è tutta, cioè l'acqua come dire, corre e in base al livello poi va a occupare strade, quindi comunque togliere la strategia di togliere acqua. acqua. La toglie già da lì l'acqua, togliere giusto? acqua da lì e dalle zone circostanti. Mi scusi se la interrompo, ci sono dei collegamenti che... Sì, esatto. Non riuscivo a capire questo, capito? Esatto, e poi questa... Mi scusi l'ultima ambicalizia, certo. mi scusi se la interrompo. E quei collegamenti sono già in essere per arrivare lì? Cioè, semplifico, se il tombino che è a 1 chilometro da quella zona lì e ovviamente c'è sotto, passa sotto, arriva già lì l'acqua o dovete fare il terminale che la porti lì? Esattamente, si costruiscono i collegamenti dalla vasca al sistema esistente. Questo serve a dare del vantaggio ai tombini, al sistema che si occupa del deflusso dell'acqua, perché alle volte è il quarto d'ora che ti frega, i 20 minuti di scroscio che uno non sa dove mettere l'acqua, quindi avere dei bacini di laminazione ti consente di difenderti meglio, non c'è mai la soglia di sicurezza assoluta. Però insomma ti dà un po' di garanzia. E in che tempi verrà terminato quel bacino lì? Stiamo lavorando e qui abbiamo 6 mesi di cantiere. Ok, speriamo che non arrivino bombe d'acqua in questi 6 mesi. Messaggi, però è stato chiaro, avevo capito. Difatti mi chiedevo, ma come fa ad arrivare l'acqua del tombino che è a 2 chilometri lì? La tubatura, ovviamente, poi c'è il terminale che lo fa portare. Posso fare una specifica? Perché certo. Molti si impressionano e pensano che noi la vasca la organizziamo cementando, come dire... Il terreno. Il terreno, no. È una vasca naturale, si abbassa il fondo del terreno, quindi è come una grande buca, come un grande lago. Perfetto, sì. Poi quello lì si asciuga poi. Esatto, nei periodi normali è asciutto, quando piove si riempie e diventa un lago che viene poi fatto defluire nei giorni successivi. Lentamente, senza allagare le strade. Per non appesantire il sistema. Praticamente sono come quelli che sono a Vicenza per evitare perfetto. Trissino, Caldogno. Perfetto, le fuoriuscite del Brenta, del Piovego, di Tantaggi. Quelli sono bacini che servono a prendere l'acqua in eccesso dal fiume. Certo. Però il concetto è lo stesso. Il concetto è questo qui. Andiamo in pubblicità, poi tutti i messaggi e altre telefonate.